Va ora in onda la rassegna stampa. Calma, calma, non disperatevi. È tutta questa preoccupazione. Ma dov'è la rassegna stampa? Dov'è Sammy Varin? E non c'è nessuno in onda, c'è solo musicaccia. Musicaccia è quella pum pum pum. Ma noi siamo giovani, eh. Signori, oggi parte il palinsesto estivo. Ci arriviamo un po' tardi che estate, ma poi ci arriviamo. Si comincia la diretta alle 8:30. Buongiorno, buongiorno da Sammy Varin, buongiorno. Dove sono le brioche calde, Simone? Manco niente, oh. Lui dice sempre che è chiuso, cioè lui passa davanti al brioscetta e niente, è chiuso. E vabbè, niente da fare, facciamo a meno. Buongiorno da Sammy Varin, sì, ho dormito con il culo scoperto, lo devo ammettere, sti giorni caldo, freddo, caldo, e mi sono beccato il raffreddore, quindi ogni tanto farò e tossirò e trasmetterò i miei germi in regia, che giustamente loro sono giovani e tanti e non hanno di questi problemi. Rassegna stampa, o quel che resta della rassegna stampa, perché da quando l'ho presa in mano, sapete, non è più una vera e propria rassegna stampa, ma è un giro, un saltellare da un titolo all'altro, mettendo sul tavolo quelli che sono i risultati. I risultati saranno che comunque alla fine di queste 2 ore saprete i titoli del giorno e soprattutto gli argomenti, e soprattutto ancora come controbattere a chi vi chiederà cosa. Intanto il nostro numero per i WhatsApp 3406709 per darci il buongiorno, buon mattino, e naturalmente per commentare i numeri del giorno. E che numeri ci sono oggi sui quotidiani! Pochi minuti e ci collegheremo già con il Parlamento per parlare di agricoltura. Poi alle 9 dovrebbe esserci il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Intanto però subito un'occhiata ai titoli della notte, se mai ci sono. Vediamo un po' il sito elettronico del Corriere, naturalmente apre con i dazi triplicati senza ragione. L'Europa ha sbagliato a patteggiare con l'America di Trump, si chiedono i testoni del Corriere. Cosa cambia per il Made in Italy con i dazi al 15% per le esportazioni negli Stati Uniti? Ce lo chiediamo un po' tutti. Oggi sui giornali naturalmente c'è tutto e il contrario di tutto. Scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella di Matteo Messina Denaro, conosce tutti i segreti del clan, appena battuta dal sito di Repubblica. Ma anche Roma, spari in strada, Cinecittà, un ferito caricato in auto da 2 persone e portato via. Queste le notizie ultima ora. Partiamo dal Corriere, come vi dicevo, accordo USA-Europa, dazi al 15%, Trump l'intesa più importante, von der Leyen porterà stabilità. Sai che il fatto che lo dica la von der Leyen porta una sfiga, altro che stabilità. Meloni, bene, ma voglio vedere i dettagli. L'incontro avvenuto in Scozia, sull'acciaio tariffe fino al 50%, l'Unione Europea comprerà dagli Stati Uniti energia ed armi. Nella tenuta del Golf Club di Tamberry in Scozia, Trump e von der Leyen hanno raggiunto l'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea. Verranno applicate tariffe al 15% sulle merci UE esportate negli USA. Quelle su acciaio e alluminio rimarranno invariate, sono del 50%. Resta l'incognita su farmaceutica, semiconduttori e agroalimentari. L'Europa investirà 600 miliardi negli USA, acquisterà energia ed armi, ha detto Trump, e la von der Leyen l'intesa riporta equilibrio. Meloni, accordo positivo, ma devo vedere i dettagli. L'editoriale di Giuseppe Sarcina, un prezzo politico. L'Unione Europea paga un prezzo pesante in cambio della stabilità nei rapporti con gli Stati Uniti. Di spalla, anzi in centro pagina, naturalmente il Medio Oriente, palestinesi, lettera di 40 ambasciatori per dire sì allo Stato, Gaza, gli aiuti contro la fame, ma non basterà. Piovono gli aiuti, i palestinesi con i sacchi di farina sulle spalle si muovono nel valido di Zikim per tornare alle famiglie. Il servizio fotografico già in prima pagina sul Corriere.
Il confine conteso, qui siamo invece nella guerra ucraina. Assumi linea d'ombra della resistenza ucraina, reportage di Marta Serafini. Saviano è il video per raccontare una vita rubata, i suoi 16 anni da recluso, imperdibile per voi, fan dello scrittore. Sulla Torino-Milano va contromano in autostrada, lo scontro, 4 morti e vediamo che in questi giorni ci sono state anche brutte cose in Sardegna con quell'incendio nei pressi di Villa Simius che ha fatto fuori un litorale stupendo. E entreremo tra poco all'interno del Corriere proprio per parlarvi di dazi, ma non soltanto, si parla anche del braccio di ferro in Veneto. I fedelissimi di Zaia insistono per la corsa solitaria e le Marche, Ricci rallenta la campagna, la scelta in vista dell'interrogatorio. Parleremo anche dei divieti per la Lega di pubblicizzare i contenuti della bellissima legge sulla sicurezza che abbiamo fatto. Non se ne può parlare. Prima però il Fatto Quotidiano, dazi, la resa di Ursula a Trump, 15% e 750 miliardi di armi e gas. Meloni esulta, ma per l'Italia c'è una fregatura in più, l'acciaio resta al 50%. Chiaramente mai dire mai a questo punto, perché abbiamo visto tutto il contrario di tutto in questi mesi, quindi direi che non è il caso di fasciarci ulteriormente. Un po' fasciati lo siamo, ma non esageriamo. Il Giornale infatti titola questa mattina: dazi, evitato il disastro, accordo USA-UE al 15%, Trump e von der Leyen trovano l'intesa, porterà stabilità, sollievo del governo, soluzione sostenibile, scongiurato lo scontro, un'impresa, impatto limitato. L'editoriale di Osvaldo De Paolini si intitola Perché Bruxelles ora deve rilanciare. E leggiamone qualche riga. Donald Trump ha scelto di annunciare di persona accanto a Ursula von der Leyen l'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea. Non 3 righe sul social truth, non un tweet caustico, ma un incontro formale, con tanto di dichiarazioni congiunte, una scelta che racconta più di quanto il presidente americano sia disposto ad ammettere e che certifica che l'intesa ha un peso politico ben maggiore della sua apparenza tecnica. Trump non si scomoda se non ha preciso interesse e si ha scelto l'incontro in territorio neutrale perché ha capito che una guerra commerciale a tutto campo tra Washington e Bruxelles non conviene a nessuno. Chiunque può capire che una rottura prolungata sui dazi avrebbe effetti sul rapporto strategico transatlantico, sfilacciandolo progressivamente, e aprirebbe 2 scenari inesplorati: l'Europa spinta verso una pericolosa ambiguità cinese e gli Stati Uniti risucchiati in una complicità neozarista con Putin. Qua mi fermo, ma avete capito dove vuole arrivare Osvaldo De Paolini oggi sul quotidiano Il Giornale. Sempre in prima pagina i richiami: 2 volti, 2 visioni, l'opposto occidente di Donald e Ursula, il paradosso, solo tasse virtuali invece per i giganti del web. All'interno gli assalti alla tavola, Digo si indaga in Val di Susa, oggi arriva Salvini, il campo largo, allarme riformisti, Conte punta a mangiarsi il PD. Il caso Milano, se perfino l'altezza di un grattacielo diventa reato. Critiche alla Premier, Stato di Palestina, riconoscerlo adesso è solo carta straccia. Questo e d'altro sul quotidiano Il Giornale, che prenderemo in mano tra poco. Prima andiamo su Repubblica. Oh, saltello oggi alla grande. Dazi, l'accordo USA-UE al 15%, ma anche a Gaza via gli aiuti, ma si muore ancora. E si vedono tutti i paracadutini che portano gli aiuti. Lucio Caracciolo commenta la mia idea per la Palestina. Francesca Caferri intervista Gitai, i 2 stati bene per tutti.
Carriere separate, una riforma che divide il paese. Sono arrivate le mappe di Ilvo Diamanti e ti immagini se ancora una volta non volesse dividere il paese. Divide sempre il paese Ilvo Diamanti, assolutamente, anche parlando dell'autonomia. Il paese è sempre diviso, mai si va d'accordo. Roghi a Villa Simius, turisti messi in salvo con le imbarcazioni, un fracco di auto bruciate sulla costa della Sardegna, erano tutti lì a prendere il fuoco. Chi ha dato fuoco a tutto quel bellissimo litorale? Punto di domanda. Giro pagina, giro quotidiano, vediamo dove mi portano. Certamente al quotidiano Il Tempo, che come al solito ha una prima pagina che attira molto l'attenzione. Oggi toghe in rosso, il buco da 590.000 euro nei conti dell'ANM. Ecco la mail che apre la guerra dei magistrati. Ve siete magnati tutto. La rivolta alla vigilia della riforma e pagavano pure attori e big. Chiaro che se esplode questo scandalo con Rita Cavallaro è un bel colpo. L'ultimo golpe è l'unione delle carriere, scrive Tommaso Cerno a commento di spalla, come una nemesi dal processo alla riforma della giustizia celebrato dalle toghe rosse che vogliono fare le leggi anziché applicarle. Ci fa capire l'ultima folle battaglia. Toghe rosse e sinistra non sono solo contro la separazione delle carriere, ma sono ormai in campo per l'unificazione delle carriere, progettando un unico partito fatto di magistrati e opposizione. Il Tempo oggi pubblica le prove della guerra interna alla stessa ANM, dove è in corso una rivolta contro la gestione Santa Lucia, accusata di un buco di bilancio che lascia in rosso non solo la visione politica del sindacato dei magistrati, ma anche le casse. Ed ecco il primo indizio. Molti di quei soldi sono stati spesi per fare politica, per contestare il governo, per sostenere il PD. E qui mi fermo, chiaramente, signori, non c'è ancora caldo a quest'ora, 1,20 euro. Procuratevi il quotidiano Il Tempo, perché oggi c'è anche il Tempo di Osho, ma non solo, che dice Elli in ginocchio da De Luca per salvarsi dall'incubo Conte, e la Schlein che chiama De Luca: buongiorno, essere speciale, dal sorriso meraviglioso, dagli occhi spaccanti e dai baci dolci, soavi, meravigliosi. Ma sembrava un'altra telefonata questa, Ci arriviamo, perché subito sotto c'è gli audio rubati a Raul Bova e la nostra fobia del pettegolezzo. Io pensavo che finisse in nulla, invece oggi è su tutti i giornali, l'attore denuncia, c'è un indagato, insomma, uno non si può fare le amanti che vuole, finisce subito sui giornali. E che palle! Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. Dopo la nostra intervista, la denuncia dell'imam francese finisce all'Europarlamento. La denuncia dell'imam francese pubblicata ieri sul Tempo sul rischio estremismo in Italia finisce all'Europarlamento. La vice della Lega Sardone apre una interrogazione. Chiaramente vedremo di cosa si tratta, ma abbiamo anche visto qualche giornale, telegiornale timidamente nel weekend ne ha parlato, e in Francia hanno messo il coprifuoco notturno per i ragazzetti. Ma cosa vuol dire questa cosa? Che cominciano veramente a far paura questi tamarri, dicevamo un tempo, ma era quasi un complimento, dai, un tamarretto, eccetera. Adesso ci sono i maranza, ma soprattutto ci sono i coltelli, già di più, ci sono i macetini da tasca, così comodi, lo chiudi e si mette nella tasca dei pantaloni. Che schifo. Sì, tra poco penetro sul quotidiano Il Tempo, ma corro perché poi ci colleghiamo con il Qui Parlamento, quest'oggi parlando di agricoltura. Ho tempo di leggervi anche il quotidiano La Stampa, tregua umanitaria, ma a Gaza si muore ancora, camion e lanci per gli aiuti, gli altri 11 uccisi in attesa del cibo, la lettera di 43 ex ambasciatori alla Meloni per farle riconoscere la Palestina. Secondo voi
È un atto giusto oppure no? Riconoscere adesso la Palestina, una Palestina che non c'è, chiaramente, che non c'è chi comanda, o forse sì, Hamas, non ci sono dei confini. Che cosa riconosciamo? Però sarebbe forse un riconoscimento che farebbe bene a qualcuno o a qualcosa. 340 6709 659. La prima domanda che Sammy Varin fa a voi ascoltatori e soprattutto a quelli vacanzieri che sono già in spiaggia, dai, scrivetevi. 340 6709 659. Mi sembra di chiedere l'elemosina a questi che sono in spiaggia a prendere il sole bello, perché a quest'ora c'è il sole bello, e il Sammy Varin che gli chiede un WhatsApp. È minimo che ve lo chiedo e me lo dovete, siete in vacanza, io no, è come minimo. C'è il qui Parlamento? C'è il qui Parlamento. Qui Parlamento. Molto volentieri, anche perché si approfondisce uno degli argomenti sul tavolo per mille ragioni, e forse perché siamo uno dei paesi che più hanno agricoltura, dove fa parte delle nostre tradizioni l'agricoltura, del nostro tessuto sociale, della nostra quotidianità. Grazie per essere con noi al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura, e torniamo a parlare della PAC, questa politica agricola comune che sta affossando l'agricoltura anziché sostenerla. Sei intervenuto la scorsa settimana e sei andato giù duro. C'è stata poi una risposta da parte del governo. Nel Consiglio dei Ministri giovedì il governo ha promesso 1 miliardo all'agricoltura. Da oggi ci sono pure i dazi che ci sono delle piccole bombette che possono esplodere da un momento all'altro. Cosa si sta muovendo, Bergesio? Ma guarda, noi abbiamo interpretato questa mossa di Ursula von der Leyen e del commissario Christopher Hansen, commissario dell'agricoltura, come una mossa assolutamente inopportuna, molto molto grave. Gli agricoltori e le associazioni che li rappresentano sono tutti arrabbiati, noi siamo arrabbiati, perché l'indicazione che aveva dato il Parlamento europeo al Parlamento italiano all'Europa non era questa, era un'indicazione molto diversa. Addirittura la Commissione europea si è espresso criticando quanto la Commissione aveva deciso sui tagli alla PAC, perché noi stiamo parlando di una politica agricola comune che subirebbe un taglio dai 370 miliardi circa attuali, nel 2028-2034 verrebbe portata a circa 300 miliardi, c'è un taglio che supera il 20%. Intanto verrebbe costituito un fondo unico pluriennale nel quale si fa rientrare non solo la politica agricola comune ma anche altre misure per nascondere questo taglio, dando poi l'indicazione, come fu per il PNRR, dell'utilizzo dei fondi in modo assolutamente burocratico. Noi abbiamo chiesto 3 cose all'Europa: assolutamente di non tagliare nulla, di non costituire il fondo unico, perché il fondo unico non ci interessa, a noi ci interessano le cose chiare, trasparenti, ma a livello europeo un bene per tutti gli Stati. Terzo punto, via la burocrazia. E poi l'hai detto te bene prima, viviamo in un momento complicatissimo, abbiamo 750.000 imprese agricole, ma non possiamo pensare, andiamo a definire per legge l'agricoltore custode dell'ambiente del territorio e poi ci facciamo bastonare da normative europee che nulla hanno a che fare col difendere l'agricoltura. Diciamo che la Ursula von der Leyen, lei si sta veramente dimostrando, come dicevo, nemica dell'agricoltura. Lei parla di transizione ecologica e poi fa di tutto per distruggere le filiere agricole. Parla di solidarietà e le aree interne che sono presidiate dagli agricoltori subiscono un taglio drammatico dei fondi che diventa impossibile svolgere l'agricoltura. Parla di competitività e poi cosa fa? Noi mettiamo in mano alle multinazionali l'import. Perché? Perché è gravissima la situazione. Noi, riducendo la produzione agricola, riducendo la trasformazione industriale, abbiamo la possibilità poi di sfruttare il meno possibile i mercati a livello mondiale e nascerebbe un movimento ancora più forte sull'Italian Sounding contro il nostro paese. E lo stesso vale per i dazi.
Anche qui la Ursula von der Leyen ha tentennato, cioè su questa questione qua doveva trattare fin dall'inizio, non un mezzo passo avanti e uno indietro. Questo taglio per l'agricoltura e l'agroalimentare italiana, il 15%, è un taglio molto molto alto. Io credo che il governo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell'Agricoltura, insomma tutti coloro che hanno chiamato in causa hanno fatto tutto il possibile. Però l'Europa deve essere molto più forte, molto più determinata e soprattutto, guarda, la mia idea è che l'Europa deve togliersi i dazi interni. Noi abbiamo dei dazi tra paese e paese che non si vedono, dazi fiscali, dazi salariali, dazi energetici, dazi della manodopera. Queste cose non vanno bene. Se 27 stati ci devono essere regole comuni per tutti, non solo la difesa, 10 miliardi di armamenti, questo e quell'altro. Ma poi dobbiamo parlare delle difficoltà che c'è tra Stato e Stato, perché i costi che sopportiamo noi per fare un prodotto straordinariamente, diciamo, eccellente, buono, sano, salubre, non lo fanno gli altri paesi. Allora questo è il dramma. Allora noi come Lega che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso, e sta andando avanti molto bene, sono contento perché è una campagna molto forte come Dipartimento Agricoltura, di preparare un ordine del giorno che può essere anche trasformato in mozione, che può essere trasformato sotto forma, diciamo, anche di documento all'interno dei comuni, delle province, delle regioni, nel quale noi andiamo a dire no a questa tipologia di tagli, a sostegno del governo italiano, e a dire che le misure devono essere ricompensate da un stanziamento dei fondi che tenga conto anche dell'inflazione, perché guardate, noi abbiamo già subito un taglio, perché questi 370 miliardi attuali hanno già subito un taglio dal precedente periodo PAC, perché c'è già stato un taglio. Però se continuiamo così diventa veramente insostenibile fare agricoltura in Italia. Quindi, signori, si può ancora lavorare eliminando i dazi interni all'Unione Europea tra Stato e Stato e anche la burocrazia che ormai ci attanaglia da quando esiste questa Europa. Io ringrazio veramente il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio per aver messo sul tavolo queste importanti idee che poi avremo modo di disquisire nel corso della giornata. Buona mattinata, Giorgio. Grazie. Buona mattinata anche a voi, grazie di cuore. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà il buongiorno, rassegna stampa dalle 8.30 alle 10.30 nel nuovo orario estivo e tante argomentazioni da mettere in pagina, prima tra tutte, come vi dicevamo, quella dei dazi. Dicevamo il quotidiano La Stampa scrive in prima pagina: dazi, l'Europa si piega, addirittura si piega a Trump. Tariffe al 15%, quelle USA in parte azzerate. Bruxelles dovrà acquistare 750 miliardi di energia e aumentare gli investimenti. Von der Leyen dice porterà stabilità. La Meloni ha evitato lo scontro, l'Unione Europea ora aiuti i settori più colpiti e speriamo. Sempre sul quotidiano La Stampa, due casi, la modella finta, eccola qua, niente male, però si vede che è finta, creata dall'intelligenza artificiale, scoppia il caso Vogue, e la licenziata vera è una giocatrice di volley cacciata perché incinta. Questi i due casi che il quotidiano La Stampa mette in prima pagina. Giro pagina e vi meritate, signori, giustamente anche il quotidiano La Verità. Vi sto leggendo soltanto la prima pagina, poi penetriamo all'interno, perché La Verità parla dei furbacchioni del mattone, in quel di Milano, mettono le mani pure sulle Olimpiadi. Dall'indagine emergono le pressioni dell'assessore Tancredi su Marinoni, ex capo della commissione che approva le opere, per realizzare i progetti dei Giochi Olimpici, villaggio, edificio di Ripamonti e arena. Il ruolo della società che ha finanziato il sindaco, quindi gli obiettivi edilizi della giunta Meneghina andavano ancora più in là. Attenzione, perché anche oggi, e io non lo so come mai è tutti i giorni sui quotidiani questo, viene intervistato sulla Verità Albertini, ex sindaco di Palazzo Marino. La città non può fermarsi, ma neanche le inchieste. Boh.
Che ne pensate che questo Albertini è tutti i giorni sui giornali? Ancora di più di Lupi, eh? L'eredità che Elkann consegna all'Italia, il gioiellino Marelli in mano ai creditori. Un po' più in basso, siamo sempre sulla verità. Trump mette dazi del 15% all'Europa e la costringe a comprare armi e gas. Fuori la farmaceutica. Investimenti da 600 miliardi, Meloni bene, vediamo i dettagli. Solo sul quotidiano La Verità il riquadro, così i Dem governavano l'Emilia Romagna, rimborsi Covid negati ai privati, il PD riesce a smentire se stesso. Anche qua chiaramente tutta roba da vivere e quindi da acquistare. Corro perché tra poco ci ricolleghiamo ancora col Parlamento, anzi in viaggio verso il Fregius, Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera, con Matteo Salvini proprio verso il Fregius, e speriamo che oggi vada tutto tranquillo perché non sono stati tanto gentili in Ottav nelle scorse ore. Il quotidiano Libero apre questa mattina con saluti e dazi. Sicuramente una delle copertine più carine, anche se non ci dà da ben sperare. Annuncio di Trump e Ursula, accordo sul 15%, saluti e dazi con i due che si danno la mano. Bene l'intesa, ma la strategia UE non ha aiutato. È l'editoriale di Daniele Capezzone, leggiamone uno stralcio. Ma quindi com'è andata sui dazi tra Donald Trump e Ursula von der Leyen? A farla semplice, 15 è certamente meglio di 30, un accordo dignitoso e senz'altro preferibile a una stangata totale. Meglio così che peggio, potremmo concludere citando un antico adagio. Quanto ai dettagli ci sarà tempo per esaminarli minuziosamente. Era prevedibile la richiesta americana di un massiccio acquisto di energia e armi da parte dell'Europa, oltre che l'impegno a poderosi investimenti, mentre è un peccato che non si sia raggiunta un'intesa migliore tra acciaio e alluminio. Chiaramente, ripeto, tutto è contrario di tutto. C'è tempo, secondo me, per migliorare ulteriormente. Prima pagina di Libero e siamo di spalla, dall'Iraq alla striscia, spuntano le foto fake che influenzano le guerre, scrive Annalisa Terranova, leggiamone solo qualche riga, ma forse avete capito di cosa parlo. È ancora vero forse che la fotografia è l'occhio della storia, perché l'immagine, al contrario di un video anche breve, resta impressa nella mente, diventa iconica, si rapporta per analogia a un contesto. Se il contesto è di guerra, suscita emozioni, condanna disgusto. Le foto dei bimbi di Gaza piangenti, denutriti, feriti, sono l'arma narrativa con cui i terroristi di Hamas stanno portando l'opinione pubblica dalla loro parte. E qua mi fermo, ma forse avete ben compreso che alcune di queste foto sono fake. Alcuni di questi ragazzi sono stati addirittura si trovano già qui in Italia per essere curati, e puntini, lo sapete ragazzi, la verità sta nel mezzo, la verità è che così non si può andare avanti. Hanno cominciato a paracadutare gli aiuti e bla bla, ma bisogna poi trovare una soluzione per smetterla definitivamente. Ci mancavano gli ex diplomatici pro Gaza, i nuovi eroi dei progressisti, scrive ancora Libero. Lettera al premier di 34 ex ambasciatori. Basta ambiguità, riconosci la Palestina. E qui vi riformulo la domanda: vi sembra normale riconoscere la Palestina in questo momento? La Francia lo ha fatto, o meglio, lo farà prossimamente. Loro sono in una situazione diversa rispetto alla nostra? Vi abbiamo detto sibilato, perché non gira sulle prime pagine, che in Francia chiudono intere città la sera ai ragazzetti. Come mai? Perché ne combinano di tutti i colori. Il riconoscimento della Palestina potrebbe essere una chiave di volta per farli stare buoni? Boh.
I messaggi pubblicati, eccolo qua, il giornale che mette Bova in prima pagina, ma questa notizia c'è da tutte le parti, ragazzi. Non si può tradire più in pace, non c'è più religione. Se Bova fa le corna, sono solo affari suoi. Oh, la Lavinia Orefici la canta giusta quest'oggi sul quotidiano Libero. È il Bova Gate. Tiene banco sui siti scandalistici da una settimana. Non me ne ero accorto, ma guarda un poco. Adesso sì, perché poi è arrivato anche l'audio, ti immagini, adesso se ne parlerà in televisione. Insomma, non c'è più religione, non c'è più la possibilità di tradire senza che tutti lo vengano a sapere, come chiaramente quei due al concerto dei Coldplay. Ma adesso ci organizziamo, assolutamente, ci organizziamo. Sì, c'è la pausa, sto per fermarmi, sto guardando se ho dimenticato qualcosa, sicuramente sì, dimentico sempre tutto, voglio portarvi all'interno del Corriere per vedere come un giornalone parla della questione dazi, ma ci sono anche cose interessanti che riguardano la Lega, ma visto che tra pochi istanti arriva il capogruppo della Lega, chiederò direttamente a Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
bella musica che ci fa da intervallo ogni mezz'ora, musica introvabile chiaramente sulle grosse e grasse radio. Lui è Marco Papetti, il figlio del celeberrimo Fausto Papetti, che prosegue la tradizione musicale. Questa era South Coast. Qui Parlamento. E certo, nella nostra rassegna stampa ci colleghiamo quotidianamente con il Parlamento per commentare insieme le notizie del giorno. Adesso abbiamo il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Grazie per essere con noi, Riccardo Molinari, anche segretario della Lega in Piemonte, ed è proprio in Piemonte che si trova in questo momento. Perché? Perché oggi c'è un'inaugurazione importante, nello stesso tempo, lo dico tra virgolette, pericolosa. Non c'è certamente pericolo, però se oggi aprite i giornali, ad esempio il quotidiano Il Giornale, in Val di Susa indaga la Digos, oggi arriva Salvini, si teme il bis, polizia già al lavoro per identificare i violenti, visita del ministro dei trasporti proprio quest'oggi e gli antagonisti minacciano altri scontri, saremo lì ad accoglierlo. Molinari, dove stai andando? Sto andando proprio lì, proprio diciamo nel centro di questo caos, quindi all'inaugurazione della seconda canna del tunnel del Frejus, che viene inaugurata oggi dopo tanti anni, ed è una cosa importante perché è in attesa di finire la TAV, è la principale via di comunicazione per il commercio e per il trasporto delle persone tra il Piemonte e la Francia, e purtroppo però il Frejus si trova nella stessa area, fondamentalmente nella Val Susa, in cui sta facendo l'altro cantiere, quello per la Torino-Leone, per la TAV, dove purtroppo nel fine settimana avrete, come giustamente ricordavi, un festival che doveva essere un festival insomma per le libertà eccetera, un festival culturale, purtroppo ha portato nella valle migliaia di antagonisti, migliaia di teppisti, perché poi di questo parliamo, che hanno deciso di trasformare poi un corteo in un assalto ai cantieri con incendi sull'autostrada, distruzione di mezzi da lavoro del cantiere, scontri con le forze dell'ordine, quindi una cosa organizzata evidentemente, che è cascata proprio, non so quanto casualmente, in questa data dove oggi si inaugura un'altra infrastruttura importante, e con dichiarazioni, come giusto hai ricordato, che annunciano ulteriori scontri per oggi, quindi nonostante si tratti di un'altra opera, quindi nonostante non si tratti della TAV, ma si tratti del tunnel del Frejus, ma perché l'obiettivo di questa gente non è fermare un'opera piuttosto che un'altra, la loro è una lotta contro lo Stato, stiamo parlando di attività eversive, stiamo parlando di delinquenti, e come abbiamo avuto modo di dire ieri in giornata in diversi esponenti, speriamo, voglio dire, che le nuove norme del decreto sicurezza, che prevedono delle aggravanti importanti per chi assalta i cantieri di opere strategiche, vengano applicate, ci sono delle pene esemplari, perché la Val Susa, il Piemonte, Torino non ne possono più di questa violenza irrazionale, che non è lotta politica ma è crimine puro. Stiamo parlando di teppismo, stiamo parlando di terrorismo, stiamo parlando di eversione, quindi lo Stato deve essere duro contro questa gente. Non è tollerabile che non si possano fare le opere pubbliche perché c'è chi spacca tutto, e che la Val Susa sia militarizzata da più di 10 anni perché questi signori diversamente assaltano i cantieri. Non è possibile. Non è davvero possibile, bisogna dire basta. È chiaro che le leggi sono state fatte, questo decreto sicurezza è importante, ma è anche ostracizzato moltissimo. Stiamo inquadrando adesso ciò che scrive oggi il Corriere: manifesti sulla sicurezza, la Lega sfida i divieti, i salviniani contro lo stop del Campidoglio, porteremo la nostra campagna nelle altre città. Insomma, cos'è successo? Abbiamo fatto dei manifesti grossi per pubblicizzare il decreto sicurezza, e prima sono stati cancellati, pasticciati, adesso addirittura, sempre in quel di Roma, sono stati vietati. Molinari. Sì, questo è molto grave, perché è il solito concetto della democrazia che ha una certa sinistra, no?
E fondamentalmente si vuole vietare, il Comune di Roma ha vietato i manifesti della Lega che pubblicizzano le norme del decreto sicurezza, e che il contenuto di quei manifesti sia discriminatorio. Manifesti che danno anche, in sintesi, quelli che sono i punti principali, tipo se ti occupano la casa ti liberiamo la casa, se uno scippa va in galera, cioè i concetti sono questi qua, no? E quindi non si riesce a capire che cosa ci possa essere di cosa possa ledere la sensibilità altrui. È veramente un precedente grave, perché se un comune, che comunque ha un orientamento politico, un'amministrazione ha sempre un orientamento politico, può discrezionalmente decidere quali manifesti si possono mettere e quali no, insomma andiamo su un precedente pericoloso. Ma del resto è lo stesso concetto di democrazia che hanno questi signori anche rispetto a quello di cui parlavamo prima, perché io stamattina ho letto una inquietante intervista di un parlamentare del Movimento 5 Stelle che prendeva le difese degli aggressori, le difese dei teppisti che hanno devastato tutto in Val Susa in questo fine settimana, dicendo che è una lotta politica legittima e che è lo Stato che sta militarizzando la Val Susa, che sta spendendo soldi per opere che non servono. Ora, io penso che sia molto grave che un parlamentare, un eletto del popolo, un rappresentante delle istituzioni difenda i criminali pubblicamente, ed è altrettanto grave che delle istituzioni come il Comune di Roma limitino la libertà di espressione di chi non la pensa come loro. Purtroppo a sinistra abbiamo un rapporto con la democrazia e con la convivenza civile per come la conosciamo che è molto un rapporto che ha perso quelli che sono i binari e ha perso quelle che sono le regole che abbiamo sempre conosciuto e su cui si regge la nostra democrazia. È una china pericolosa quella che vedo a sinistra. Assolutamente sì, e la risposta sono certo arriverà proprio da Via Bellerio, da dove vi stiamo parlando, ai piani di sopra, e pubblichiamoli in tutte le città, in tutti i paesi. Poi dipenderà probabilmente se sono governati dal centrodestra o dal centrosinistra, io immagino. Ma senti, ti rubiamo ancora qualche istante perché ho una segnalazione che riguarda proprio il Piemonte a proposito del green che questa Europa ci vuole far ingoiare a tutti i costi. Ascoltare anche le amministrazioni locali per delimitare le aree idonee, ad esempio agli impianti fotovoltaici. La notizia è che il Consiglio di Stato ha bocciato una delibera di Regione Piemonte che chiedeva proprio questo. Insomma, siamo proni assolutamente all'Europa. L'Europa ci comanda e non possiamo fare nulla. Se dobbiamo fare l'impianto fotovoltaico, lo dobbiamo fare dove vuole l'Europa, Molinari. No, purtroppo oggi come oggi c'è una normativa europea recepita, devo dire purtroppo, dall'Italia, e su questo con il ministro Lollobrigida insomma abbiamo avuto anche qualche diversità di veduta, visto che questa autorizzazione all'agrivoltaico senza limiti non ci vede d'accordo, tanto che appunto alcune regioni e poi anche il Piemonte hanno fatto domanda alle autorità superiori per capire che competenza legislativa hanno nel limitare le aree per l'agrivoltaico. La Regione Sardegna ha fatto una legge che è stata impugnata dal governo ed è stata dichiarata illegittima, e purtroppo quello che emerge da questa sentenza è che le regioni non hanno questa facoltà a normativa vigente di in qualche modo indicare delle aree idonee per l'agrivoltaico, perché per la normativa europea, mentre il fotovoltaico può essere limitato, l'agrivoltaico è considerato sostenibile, perché a loro dire i trattori sotto possono andarci, si può coltivare, cosa che qualunque agricoltore può spiegarvi che assolutamente non è così, e quindi non ledono, non portano un problema di consumo di suolo e si possono mettere dappertutto. Questo cosa comporta? Comporta che purtroppo ci sono un sacco di aziende che stanno facendo un sacco di soldi su questo, che comprano grandi appezzamenti, ma dalla bassa resa, no? Pensiamo oggi purtroppo al prezzo del mais, capite che chi ha dei campi di mais può liberarsene, purtroppo spesso non vede l'ora di liberarsene. Questi impianti danno comunque una rendita molto alta e quindi c'è uno shopping di queste grandi società nei nostri campi, nei nostri territori per acquistare grandi appezzamenti, e ad oggi la regione non può limitarlo. Quello che può fare, che sta continuando a fare, è delle conferenze dei servizi, trovare poi delle cause tecniche insieme ai comuni per cui quei progetti non si possono fare, però è un limbo da cui dobbiamo uscire. Ora, noi abbiamo una proposta
pratica, chiaramente da proporre a livello nazionale oltre che nelle regioni, che è quello di fare come sta facendo la Francia, la Svezia, l'Olanda, paesi peraltro che sono considerati green, paesi che hanno sostenuto il Green Deal della von der Leyen e che non li stanno agrivoltaici, che stanno dicendo noi non riteniamo che quegli obiettivi siano perseguibili e se dovete sanzionarci, sanzionateci, e sono già in figura di infrazione, in attesa di aprire un dialogo con la Commissione europea per cambiare la normativa. Quindi quello che diciamo noi è che se la Svezia, voglio dire, che è il paese green per eccellenza, ritiene anche lei che questa normativa non vada bene, ci sia un abuso dell'agrivoltaico, forse l'Italia dovrebbe da una parte liberare le regioni dalle eventuali sanzioni e quindi cambiare gli obiettivi, diciamo, di fotovoltaico e agrivoltaico, che non sono più regionalizzati ma siano a livello nazionale. E a quel punto, se fossero a livello nazionale, o l'Italia trova come una legge nazionale una politica per concentrare questi impianti in alcune aree, magari alcune aree appunto non a vocazione agricola, quindi su suoli che non sono coltivabili come si fa a livello nazionale, o diversamente, se si decide di resistere come quei paesi di Francia, Olanda e Svezia, che le sanzioni europee siano pagate a livello nazionale, però perché chiaramente le regioni non hanno le risorse per farlo. Questo è il quadro, spero di essere stato abbastanza chiaro, perché è una materia che conosco molto bene ed è un problema che in Piemonte, in particolare nel basso Piemonte, quindi in aree collinari, nelle aree agricole, è molto sentito dai sindaci, dagli agricoltori, dai cittadini. È un grave problema che stiamo affrontando, ma questo è lo stato dell'arte. E io ti ringrazio per averlo raccontato così bene. Chiaramente è un qualcosa che deve porre degli interrogativi anche a chi ci segue da altre parti d'Italia. Ultima battuta, chiaramente, e sono anche le ultime battute in Parlamento. Che cosa si muove nei prossimi giorni alla Camera dei Deputati? Sì, questa settimana dovremo completare il disegno di legge sullo sport e sui grandi eventi sportivi che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Manca il voto finale che verrà fatto all'apertura dei lavori di domani. Dopodiché avremo il cosiddetto decreto ILVA, quindi il decreto aziende strategiche, che verrà approvato insomma entro il fine della settimana parlamentare. Quindi direi che questi sono i due provvedimenti principali. E sei stato gentilissimo e ringraziamo il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Buon lavoro, Riccardo. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che ritorna in onda. Sì, WhatsApp, è vero, ho saltato un pochettino. D'altronde oggi è il primo giorno di questo nuovo orario. Siamo in onda con la rassegna stampa dalle 8:30 alle 10:30, quindi ci dobbiamo ancora un po' abituare. Non apriremo le linee adesso alle 9:15, ma le apriremo magari intorno alle 10, visto che possiamo proseguire fino alle 10:30. Adesso ci tufferemo su qualche altro quotidiano. Buongiorno Sammy, un accordo del genere sui dazi ero in grado di farlo anch'io, ci scrive Davide da Canegrate. È vero, anche a me è venuto lo stesso pensiero. Grazie Europa, così paghiamo l'energia 5 volte di più e diventiamo sempre più miserabili. Vero è anche questo, comprare il gas dagli Stati Uniti sicuramente non ci faranno sconti. Macete e coltelli, abbiamo tutti o modelli, se sei musulmano ti diamo una mano. La bottega del Piddino aiuta il Maranzino. Su presto venite, le scorte son piene, come i coglioni di noi italiani, pagatori di tasse. Remigration, ora scherza, mica poi tanto, Walter. Buongiorno. Mai riconoscere il paese di Hamas terroristi chiedo scusa, ma come vedete la tosse infesta Sammy Varin, quando nei loro paesi i cattolici musulmani li uccidono. Ieri ne hanno uccisi 10 di cattolici e in Italia elogiano Hamas. Sì, c'è qualcuno anche che sembra quasi fargli complimenti. E l'El, quando c'è di mezzo la Wonder, arrivano sempre solo disgrazie per i popoli. Sua eccellenza, la peggiore disgrazia. E ancora, è risaputo che i comunisti rossogialli sono sempre dalla parte di ogni criminale, un covo di vipere. Eppure cornute, pure cornute, ciapala lì. Ancora WhatsApp, questi sono i messaggi che ci state inviando a commento delle notizie odierne al 340 6709 659.
e tutti pendono dalle notizie di Hamas, con uso falso di fotografie e dei dati falsi di morti di fame, che in ogni caso sono da addossare ai terroristi. Dopo decenni Gaza ha sempre vissuto da parassita del mondo, nessuno ha lavorato e costruito nulla, solo pagare le canaglie di Hamas e le loro famiglie. Quanto dovrà durare lo sfamare un popolo che non lavora? Foto di bambini e donne complici e noi abbocchiamo. Non si tratta con i terroristi, come si diceva con le Brigate Rosse nel sequestro Moro, loro ne hanno uccisi e sequestrati 1500. Ancora WhatsApp 3406709659. In sintesi, per gli scontri TAV, quanti arrestati e pestati ci sono? Devono stare in galera per anni e giudici applichino le leggi. Caro Maurizio, e anche questa è una cosettina caruccia, perché se ci hanno stracciato i manifesti che pubblicizzavano il decreto sicurezza, chissà, visto che più o meno non posso dirlo che sia la stessa gente, non lo posso dire, lo posso pensare, ma non l'ho mica detto. Chissà se poi queste leggi le andranno ad applicare. Mamma mia, come sei criptico, Sammy Varin, veramente. Sì. Allora, visto che ci siamo, io volevo partire dai dazi, perché non vedete l'ora di partire dai dazi. Sì, dai, ci parto dai dazi, ma svolazzando. Sapete che non voglio assolutamente fare una rassegna stampa come gli altri canali, altrimenti è una noia mortale. Andiamo sul Corriere, pagina 2, c'è l'accordo sui dazi, quota 15%, l'Unione Europea comprerà gas americano. Ok, già quello contiene tutto, perché ce lo farà pagare. Oro, l'inseguimento della lepre USA, poi Bruxelles ha patteggiato, evitato lo scontro, molti dossier da definire, sono tutti paginoni giganteschi sul Corrierone. Il governo un accordo positivo, ma il PD dice è una resa senza condizioni. La nota di Meloni, Salvini e Tajani garantita la stabilità, per i 5 Stelle l'Italia con un pugno di mosche. Certamente c'è l'apprensione dei produttori per alcolici e farmaceutica e il dollaro debole raddoppia l'urto. Se ne parla con Francesco Bertolini a pagina 4 del Corriere, mentre a pagina 5 così si evita il conflitto temuto dalle categorie e per il nostro export resta l'accesso agli Stati Uniti. Il ministro per gli affari europei Foti, dopo il patto sulla NATO, un altro passo che dà respiro alle relazioni transatlantiche. Paolo Adicaro a pagina 5 intervista il ministro per gli affari europei Foti. Giro pagina, cosa cambia per il Made in Italy? Siamo sempre sul Corriere, signori, pagina 6. Le esportazioni di merci italiane verso gli USA valgono 65 miliardi. La soglia del 15% raggiunta negli accordi è più che tripla rispetto alla tariffa base del 4,8%. Il caso della web tax. E si parla di vari settori: trasformazione, export alimentare per 8 miliardi negoziato sugli esenti, industria, arriva uno sconto di 10 punti sull'auto, addio quota 25%, salute, il farmaceutico, tariffe al 15%, la deroga sui generici, ma poi naturalmente le varie interviste nei vari settori, Federacciai, Gozzi, il rischio più import dai paesi fuori dall'Unione Europea. E chiaramente tutti guardiamo cosa succederà, i prodotti cinesi arriveranno qua. Consorzio prosciutto Parma, Utini, dobbiamo diversificare, cresceremo nell'est Europa. Chiaro che la parte che più vi interessa sicuramente trova spazio oggi sul quotidiano Il Corriere, tra pagina 6 e pagina 7, i semiconduttori, le esenzioni legate alle apparecchiature, sulle terre rare scatta la franchigia, nessun onere, l'impegno europeo su petrolio e gas liquefatto per l'acquisto di 250 miliardi di energia.
nel campo siderurgico, acciaio e alluminio, prelievo fino al 50%, la partita delle quote, ma poi c'è l'aeronautica, pace sugli aerei per Boeing e Airbus, tariffe zero, la difesa, maxi acquisti di armi dai gruppi USA, la garanzia dell'Unione Europea, l'industria con il settore strategico della chimica al 15%, rebus deroghe, gli alcolici, i timori per i vini, dall'origine i prezzi lieviteranno del 186%. Chiaramente, signori, chi prima aveva i soldi per comprare i vini italiani li avrà ancora oggi. Cambiamo argomento perché c'è anche la politica sul Corriere, e già che ci sono vi ricordo che Ricci nelle Marche rallenta la campagna. La scelta in vista dell'interrogatorio, impegni ridotti fino a mercoledì, Schlein passi in avanti sui nomi per le regioni. La inviata Adriana Logroscino parla dell'atmosfera che stiamo vivendo per queste elezioni regionali, soprattutto nelle Marche. Cosa potrebbe accadere, soprattutto cosa vuol fare Conte con i suoi 5 Stelle. Ma si parla anche di Veneto, ragazzi, cosa che ci interessa molto di più. A pagina 13 del Corriere, braccio di ferro in Veneto, i fedelissimi di Zaia insistono per la corsa solitaria. Si cerca di tirare un po' la corda. Cesare Zapperi sul Corriere scrive: una corsa solitaria della Lega in Veneto? Difficile, ma non impossibile. Il precedente c'è. Lontano, certo, e calato in un'altra stagione politica, ma chi ha una conoscenza del territorio che va al di là delle dispute contingenti rilancia una situazione che potrebbe clamorosamente ripetersi nei prossimi mesi. Corsi e ricorsi storici. Correva l'anno 2002 quando Luca Zaia, allora il più giovane presidente di provincia d'Italia, eletto a meno di 30 anni, si ricandidò nella sua Treviso in solitaria con la Lega contro gli altri partiti del centrodestra, Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC, il cui candidato non arrivò nemmeno al ballottaggio. Le ragioni di Silvio Berlusconi e di tutta la coalizione moderata che in quegli anni governava il paese dovettero essere messe in secondo piano per la ferrea volontà di quell'amministratore emergente determinato a far prevalere la continuità del lavoro iniziato sulle logiche dell'alleanza. Che tempi, eh? Allora fondamentale fu Umberto Bossi, maestro nell'esercitare il ruolo di governo, ministro per le riforme ai tempo, ma anche di lotta per difendere le ragioni del suo partito, anche a costo di una rottura che non ebbe però ricadute. Quel precedente è ora lo spauracchio che viene agitato nei confronti sia del segretario della Lega Matteo Salvini che degli altri partner della coalizione, a partire da Giorgia Meloni. Lo scenario e la posta in palio sono diversi. La regione invece della provincia di Treviso, ma identico è il principio che intendono far valere Zaia e i suoi sostenitori, quando fanno capire non solo a mezza bocca che non sono disposti a sacrificare il patrimonio di un'esperienza di governo di 15 anni in regione sull'altare degli equilibri partitici. E se il presidente uscente non si può più ricandidare, una battaglia persa che in Veneto addebitano in parte anche alla leadership della Lega, rimane sul tavolo la sua eredità e la sua squadra incarnata dalla lista Zaia. Quello è il punto dirimente, il nodo ineludibile di una matassa ancora aggrovigliata che finora ha impedito di trovare una soluzione. Il Doge continua a ripeterlo: con la mia lista abbiamo saputo conquistare molti consensi al di fuori del recinto del centrodestra. Un sacco di elettori non si riconoscono nei partiti ma sostengono il nostro modello di governo. Ecco perché non basta, ammesso che sia questo l'esito finale delle trattative dentro il centrodestra, che il candidato alla successione sia un leghista. In poll c'è il vice segretario federale Alberto Stefani. Senza il sostegno della lista Zaia, raccontano i suoi sostenitori, la Lega uscirebbe fortemente ridimensionata, come dimostrano i dati delle politiche e delle europee, con i risultati di avere sì un presidente leghista, ma soverchiato nei numeri, in consiglio e quindi in giunta, degli alleati, e perciò stesso impossibilitato a garantire la continuità con l'esperienza precedente. Meloni non ne vuol sapere. Lo stesso Salvini ha detto più volte a Zaia, non in termini ultimativi perché il rapporto tra i due non lo consentirebbe, che non c'è spazio per una lista autonoma.
Le posizioni sono cristallizzate, il braccio di ferro è in corso e l'epilogo tutt'altro che scontato a favore dei leader nazionali. La Liga Veneta, con il sostegno dei mondi di riferimento, non si rassegna a cedere il passo a chi, sul piano elettorale, ora ha il triplo dei voti. Noi abbiamo cultura di governo, sottolinea un fedelissimo del presidente, cultura di governo. Fratelli d'Italia non ha ancora una classe dirigente con esperienza, la famosa caratura di cui vi ho parlato per mesi. Tra Treviso e Padova c'è la convinzione che anche stavolta una corsa in solitaria, pur senza Zaia come candidato, sarebbe vincente. Un azzardo? Forse. I leghisti veneti sono pronti alla sfida anche per una questione di sopravvivenza, ma la Lega Nazionale e il resto del centrodestra corrono il rischio di una spaccatura clamorosa della coalizione di governo in una partita regionale che ha un peso fondamentale nella prospettiva ormai non lontanissima delle elezioni europee, no, delle elezioni politiche. C'ho sempre di mezzo l'Europa, ma poi c'è sempre quella con cui fare i conti. Insomma, così la situazione in Veneto si profila un braccio di ferro. Che ne pensate voi? 340 6709 659. Tra poco leggo i vostri WhatsApp, ma adesso c'è la pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Il tempo che passa un serial killer, quanti sogni uccide, sembra Freddy Krueger. Cresce un'altra ruga senza filler, ma non voglio diventare un boomer. Sono raccomandato sopra il mio comodino, chi mi tiene la notte, sveglio fino al mattino. Penso che se per pagare le cose che devo mi servono anni, sarebbe meglio far finta di niente che vengano ad arrestarmi. Zero pensieri, domani poi vedrò, ma adesso che sei qui no, proprio no. Zero pensieri, domani lo farò, ma adesso che sei con me no, proprio no. Lotto contro il tempo, sembra Call of Duty, mentre un discografico mi costa. Quando torno in cima tutti muti, di colpo ti trattano da popstar. Sei venuta da me questa sera, hai portato la cena da casa e mi hai fatto una bella sorpresa, non è mica una cosa scontata. Cara intelligenza artificiale, insegnami a ricominciare. Ecco Italia non mi fa dormire più, questi giorni non ritorneranno. Ma stasera per fortuna ci sei tu, che trasformi ogni serata in capodanno. Zero pensieri, domani poi vedrò, ma adesso che sei qui no, proprio no. Zero pensieri, domani lo farò, ma adesso che sei con me no, proprio no. Sant'Ambrogio da Milano, Santa Cecilia da Roma, San Lorenzo da Valencia, che se ci aiutate diventiamo degli eroi. San Giuseppe da Betlemme, Beata Vergine Maria, e tutti i santi uniti pregate per noi, che se ci aiutate diventiamo degli eroi. Zero pensieri, domani poi vedrò, ma adesso che sei qui no, proprio no. Zero pensieri, domani lo farò, ma adesso che sei con
no, proprio no. Magari zero pensieri. Beh, magari voi che siete in ferie in questi minuti. Ah, buongiorno, ci avete acceso in versione vacanza, che piacere. Avete scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, guarda che così ci portate davvero dappertutto. Chiaro che se siete in auto, nella banda DAB dell'autoradio fa impressione, ma il nostro segnale in DAB è nazionale, quindi da Milano scendete giù verso Roma, Napoli, Sicilia, ci ascoltate sempre. Dovete schiacciare DAB sulla vostra autoradio e poi cercare Radio Libertà. Siamo tutti in ordine alfabetico. Ancora meglio collegando il vostro cellulare tramite Bluetooth all'autoradio, anche lì certamente da casa sul sito radiolibertà.net oppure su Facebook e su YouTube, soprattutto su Facebook nella pagina Lega Salvini Premier. A proposito di Lega, sono sempre sul quotidiano Il Corriere. Tu dici, ma t'ha pagato oggi il Corriere. Che ci devo fare? Il Corriere oggi c'ha un paginone intero. Da una parte, ve l'ho appena letto, il braccio di ferro in Veneto con i fedelissimi di Zaia che insistono per la corsa solitaria, e la cosa ci eccita moltissimo, politicamente parlando, of course. Subito sotto, però, la storia, ne abbiamo parlato poco fa con Molinari, dei manifesti sulla sicurezza. Cioè, io ve li mostro ancora, ragazzi, questi stanno girando sui social della Lega in questi giorni e abbiamo provato ad affiggerli, cioè li abbiamo attaccati per le zone di Roma. Non vanno bene. Eccoli qua. Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore. Grazie alla Lega. Decreto sicurezza. Cioè, queste sono cose ormai risapute, ne parliamo da mesi di questo decreto sicurezza divenuto ormai legge. Scippi in metro? Ora finisci in galera, senza scuse. E ancora, blocchi una strada a chi lavora? Finisci in galera. Con immagini generate dall'intelligenza artificiale. È chiaro che per il blocco delle strade si vedono dei ragazzotti che sono sdraiati per terra, che urlano, eccetera. Per gli scippi in metro si vede di spalle una ragazza che sembrerebbe una rom, una Sinti, una camminante tutta sporca, che poi non è veramente così perché normalmente sono ben vestite anche fighe. La scena sta. Occupi una casa, sempre generate dall'intelligenza artificiale, degli individui, uno di colore, gli altri sembrano provenire dall'Europa dell'Est o anche qui Rom, eccetera, mica tanto contenti che devono uscire dalla casa. Questo ha fatto arrabbiare il sindaco di Roma, che ha detto no, sono manifesti razzisti. Forse per quello dovevamo mettere altra gente, perché chi sono di solito che rubacchiano in metropolitana? Chi sono di solito che occupano case? Chi sono di solito che si incollano al terreno per non far passare le auto? Misteri, apparizioni, sparizioni. Chiaramente voglio anche un vostro pensiero, perché forse stiamo sbagliando. 340 6709 659. Inviatemi un WhatsApp, anche audio, anche video se volete. Le telefonate le apriamo invece alle 10. Manifesti sulla sicurezza. La Lega sfida i divieti. Perché? Perché a Roma ce li hanno censurati. I salviniani contro lo stop del Campidoglio. Porteremo la nostra campagna nelle altre città. La Lega tira dritto, scrive Francesco Crippa sul Corriere, sulla questione dei manifesti pro decreto sicurezza. Nonostante il Comune di Roma abbia deciso di vietarne l'affissione perché ritenuti discriminatori, il partito di Matteo Salvini è pronto a portare la campagna in tutte le grandi città. L'idea di estenderla c'era già, ma ora, riferisce una fonte, nelle chat leghiste sono molti i responsabili locali che scalpitano per cominciare con una frenesia dettata proprio
proprio da questo, sì, che ce le hanno vietate a Roma, e allora andiamo, il bavaglio del Campidoglio lo superiamo. Per il Carroccio, l'intervento della giunta di Roberto Gualtieri, che si fonda sul regolamento comunale in materia di pubblicità che vieta la diffusione di messaggi discriminanti e legati a stereotipi, è grave, inaccettabile e incostituzionale. La campagna, spiega Davide Bordoni, referente della Lega per il Lazio, era nata per far conoscere ai cittadini il DL Sicurezza, citando i cambiamenti in materia, per esempio di scippi e occupazioni. Portando la campagna in altre città, però, per la Lega il rischio è quello di andare incontro a una serie di nuovi dinieghi, perché la maggior parte dei grandi comuni ha un regolamento analogo a quello romano. E così, per esempio, a Bologna, guarda caso, dove da Palazzo Accursio fanno sapere che probabilmente per mano dello stesso sindaco Lepore scriveremo al concessionario per segnalare questi ignobili manifesti e chiederemo di non affiggerli. Anche a Firenze, guarda caso, un'altra città pidina, lasciano intendere dal comune se dovessero comparire gli stessi manifesti leghisti, per rimuoverli ci si potrà appellare al regolamento sulle esposizioni pubblicitarie, che vieta discriminazioni dirette o indirette su razza, origine etnica, religiose, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, né contenere alcun incitamento all'odio. Testi analoghi ci sono poi, tra le altre, a Torino e a Napoli. È chiaro che tutte le grandi città, signore e signori, sono governate dal PD. Ma a prescindere dalle norme delle varie città, la maggior parte delle imprese pubblicitarie italiane aderisce all'Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria e deve rispettarne l'omonimo codice che vieta la diffusione di messaggi pubblicitari discriminatori. Insomma, ce li dobbiamo attaccare noi, ho già capito, Sì, nelle città dove non governa il PD. La Lega però non sembra intenzionata a fare un passo indietro. Ci appelliamo al rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, si legge in una nota che hanno pubblicato da qui sopra, via Bellerio, così potrebbero comparire altrove i manifesti urlanti: occupi una casa, ti buttiamo fuori in 24 ore, corredate dall'immagine generata con l'intelligenza artificiale di un ragazzo con i dreadlocks, un uomo nero e una persona di etnia rom, fronteggiati dalle forze dell'ordine. Per il Comune di Roma si tratta di un messaggio fondato su stereotipi basati all'appartenenza etnica e sociale. Saranno stereotipi, ma questi sono quelli che vanno a fare ste cose, non per il Carroccio. Mi auguro che la censura non arrivi da Milano. Attacca la consigliera comunale Silvia Sardone. Visto quanto successo, mi viene voglia di prendere un po' di colla e affiggerli domattina. Chiaramente, signor, non voglio istigare a commettere questo reato gravissimo, ma se qualcuno di voi stanno facendo cenno, non dirlo, come non è? Questo si chiama Radio Libertà. E io lo dico, se qualcuno di voi non sa cosa fare durante l'agosto, vuole attacchinare, passi da via Bellermo. Ho detto qualcosa? No, non ho detto niente, c'è stata un'interferenza. Non ero io, assolutamente non ero io. Giro pagina, basta con il Corriere. Sì, c'è l'intervista a Gino Paoli, va bene, è bella, 2 paginoni, è vacanza, gli bastavano 30 righe, ma c'era spazio che avanzava. Ho amato una prostituta, il cielo in una stanza fu per lei. La mia polemica con Elodie, non sapevo chi fosse, giuro. Gino Paoli, scherzi a parte, un grandissimo, non più giovanissimo, accidenti, intervistato in 2 paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Ma sono le 9:41, il tempo passa, il tempo vola, e allora rituffiamoci sul quotidiano Il Giornale. Cosa ha di bello Il Giornale? A pagina 9, ad esempio, si dice che Conte si mangia il PD. Gnam! Riformisti allarmati, Caporetto di Elli. Pasquale Napolitano dice: l'opposizione interna prepara il ticket. Urca, sono già pronte Silvia Salis e la Picerno, ragazzi. Conte si mangia il PD? La Schlein se ne va?
Ragazzi, sarebbe un colpo da maestro? Punto di domanda. Che ne pensate? 340-6709-659. Attenzione, come vi dicevamo, oggi in Val di Susa indaga la Digos, ma arriva Salvini e anche Molinari. Si teme il bis. Polizia già al lavoro per identificare i violenti. Visita del ministro dei trasporti e gli antagonisti minacciano altri scontri. Saremo lì ad accoglierlo. Niente scherzi. Giro pagina, militanti del caos, finti ambientalisti senza radici locali. Ecco i nuovi Notav. Le proteste, sempre più attivisti da fuori e l'appoggio di territori e sindaci è finito. Ma vanno avanti a protestare quelli che arrivano da tutt'altra parte. Fratelli d'Italia, punire i colpevoli, sinistra tra silenzi e delirio a 5 Stelle, come ci diceva Molinari. E in effetti il centrodestra invoca la fermezza, ma il grillino Ilaria dice un'opera inutile, basta militarizzare la valle. Siamo sul quotidiano Il Giornale, a pagina 11. Giornale si occupa poi anche di Raoul Bova, ragazzi, e chi non lo fa quest'oggi? Pagina 15, Bova e gli audio rubati. Un amico della Ceretti indagato per estorsione. Federico Monzino, PR milanese, avrebbe scritto all'attore minacciandolo di pubblicare le chat. È stata aperta un'inchiesta, le conversazioni vengono divulgate da Fazio Corona con il suo podcast falsissimo, lui rischia un'incriminazione per ricettazione. Insomma, scrive Stefano Vladovic quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, chat private dell'attore Raoul Bova diffuse in rete, indagato per tentata estorsione un PR milanese amico di Fabrizio Corona e della modella Martina Ceretti. Secondo il re dei paparazzi sono stati Federico Monzino e la Ceretti a ricattare Bova, minacciandolo di far uscire i vocali che lui però ha reso pubblici commettendo una violazione della privacy, e la Procura di Roma apre un fascicolo per tentata estorsione. È chiaro che c'è di mezzo Raoul Bova con Rocio Munoz Morales, ma si sono lasciati dopo lo scandalo delle chat con la modella Martina Cerruti, oppure no? Sì, no, boh. E se siete fan di Raoul Bova è chiaro che qui non dovete perdervi. Mia moglie sta comprando tutti i giornali in queste ore, e come fai a non leggere queste cose? Boh. Pagina 16, fiamme a Villa Simius, ragazzi, siamo tornati seri. Bagnanti salvati via mare. Siamo sul quotidiano Il Giornale, ma ne parlano tutti quanti. Un incendio che ha distrutto uno dei gioielli naturali della regione Sardegna, soccorse oltre 200 persone, nessun ferito, ma centinaia di auto bruciate, messe in sicurezza le case. Una domenica di fiamme e paura a Punta Molentis, Villa Simius, una delle spiagge più belle e affollate del sud della Sardegna. Una giornata di mare e sole è finita con 200 bagnanti in fuga dalle fiamme, messi in salvo dalle motovedette delle forze dell'ordine e dalle barche di privati. Gli altri soccorsi sono arrivati via terra con le auto che sono arrivate sino all'Arenile per mettere in salvo le famiglie intrappolate e impaurite dal rogo e dal fumo. L'inferno si è scatenato nel primo pomeriggio a causa di un incendio che si è fatto strada per il maestrale attaccando la vegetazione a ridosso della spiaggia. Le fiamme molto alte sono arrivate fino al parcheggio e molte auto sono state inghiottite dal rogo. Contemporaneamente è cominciato il fuggi. Tutto da leggere, chiaramente fa paura questa cosa, perché in Sardegna ci passiamo tutti quanti, e insomma l'idea che poi zone stupende vengano prese dal fuoco per chissà quale motivo. Tu dici è una novità. Filippo Facci, il suo dossier, la polemica, non è un ambiente per sprovveduti, troppi incivili e ignoranti, montagne invase dai cafoni, smartphone in mano, sneakers ai piedi, niente caschi né attrezzatura, e la linea sottile tra avventura e stupidità. Non è il primo articolo, avete visto anche nel weekend servizi e servizioni riguardanti
Venezia è commercianti che si lamentavano, ma qui non compra più nessuno, la gente si porta la schiscetta per mangiare e comprano soltanto qualche calamita, neanche una bottiglietta d'acqua comprano più i turisti. Però mi viene questo dubbiettino a bradire a bradare. È chiaro che se la bottiglietta d'acqua la facciamo pagare 3-4 euro, forse col passare degli anni la gente si è svegliata e ha detto: col cavolo che vado a comprare una bottiglietta d'acqua a 3 euro, bottiglietta chiaramente da mezzo litro neanche. E nessuno ha osato dire questa cosa, nessuno ha osato parlare dei prezzi che i negozianti applicano per questi turisti. Non dico per chi beve un caffè in piazza San Marco, ci mancherebbe altro, ma in tutta Venezia. Mi sbaglio oppure no? So che ci sono molti ascoltatori della zona. Scrivetemi un messaggino al 340 6709 659. Intanto sono passato sul quotidiano Il Tempo. Tu dici stiamo esagerando, passi dal giornale al Tempo? Sì, perché conosco benissimo i nostri ascoltatori e so che cosa volete da me. Elli in ginocchio da De Luca per salvarsi dall'incubo Conte, signori. Paginone a pagina 5 del Tempo, acque agitati nel centro-sinistra in vista delle regionali, la segretaria del PD tenta il tutto per evitare il fuoco incrociato. Schlein loda la buona amministrazione locale per proteggersi dal 5 Stelle in Campania. La mossa dell'ex premier, tenere in sospeso Ricci nelle Marche per mettere la Schlein in difficoltà, sperando che ciò accada anche in Campania. Gubitosa, gli attacchi del governatore penso che siano riferiti più al Partito Democratico che al Movimento 5 Stelle. Insomma, non sarete mica preoccupati voi del PD. Attention my friend, pagina 8 del Tempo. Cosa sta succedendo? Abbiamo detto che in Francia c'è il coprifuoco per i ragazzini in Maranza. La sera non si può uscire. Adesso, a pagina 8, Giulia Sorrentino sul Tempo ci racconta la denuncia dell'imam francese sul rischio estremismo in Italia finisce all'Europarlamento. Voi lo sapete, ciò che accade in Francia prima o poi accade anche da noi. Dopo l'intervista del Tempo a Gal Goumi, cresce la preoccupazione per il radicalismo. Interrogazione di Sardone, europarlamentare della Lega a Bruxelles. Del Mastro, zero tolleranza contro chi odia. Il tema dei fratelli musulmani e dell'Islam radicale sta scuotendo Bruxelles, ma anche il dibattito politico nazionale e internazionale. A parlarne è la vice della Lega Silvia Sardone, che dopo l'intervista del Tempo all'imam Kalgoumi, presidente della conferenza degli imam della Francia, in cui venivano illustrati tutti i rischi del fondamentalismo islamico nel nostro paese, ha deciso di presentare un'interrogazione per chiedere alla Commissione europea quali misure intenda adottare per limitare la diffusione dell'islamismo e di scelte scolastiche che impongono di fatto un'integrazione al contrario ad alunni e famiglie. Se persino il presidente della conferenza degli imam di Francia segnala i rischi dell'islamizzazione dell'Europa e delle scuole, non possiamo più chiudere gli occhi su quanto accade nelle nostre città e negli istituti. Sì, perché Kalgoumi ha spiegato come il progetto islamista cerca di partire proprio dai bambini, facendo loro un lavaggio del cervello, inserendo insegnamenti coranici nelle scuole e precetti durissimi. Le scuole sono un covo di fondamentalismo, fanno consultare loro siti internet pericolosi, sottopongono testi da brividi. Giusto che in Italia la Lega abbia deciso di concentrarsi su questo. Il quadro che ha disegnato è piuttosto drammatico, soprattutto se consideriamo di essere di fronte a un'Europa immobile sul tema, che invece di combattere questa deriva islamista altro non fa che finanziare progetti pro-immigrazione, non affrontando mai il pericolo che corrono le donne.
Come lo stesso imam ci ha spiegato, l'islamismo ha un progetto concreto, soprattutto nei confronti delle donne, a maggior ragione giovani, obbligate a portare il velo. Non ascoltate chi dice che sono felici di indossarlo, non è così. Costrette in una condizione di inferiorità, provano a portarle via dalle scuole per farle sposare giovani e chiuderle in casa, ed è di loro che si deve prendere cura la politica italiana. Sono indifese. A intervenire infatti anche il deputato della Lega capogruppo in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Rossano Sasso, primo firmatario del provvedimento contro l'islamizzazione delle scuole italiane, che chiede un impegno al governo proprio sul fronte scolastico. L'articolo sulle pagine del Tempo lancia un allarme sul pericolo del fondamentalismo islamico in Italia. Mai come oggi serve agire immediatamente, ed è per questo che chiedo di incardinare subito la risoluzione della Lega a mia prima firma, presentata insieme a Silvia Sardone, per porre un argine a un'islamizzazione strisciante nelle scuole italiane, in contrasto con l'ordinamento italiano e con i valori pedagogici che vogliamo dare ai nostri ragazzi. Qua mi fermo, ragazzi, ma prosegue anche con la Cisint, e non si parla, perché se ne è parlato negli scorsi giorni, del menù halal che viene appioppato ai nostri ragazzi nelle mense scolastiche. Ma dai, così facciamo contenti anche i musulmani e non ci rompono più le palle? Sì, ma vogliamo ricordare il menù halal che cosa significa? Cosa vuol dire? Gli animali uccisi con queste meditazioni halal, le preghiere. Tu bello, ma beh, dai, li uccidiamo, ma intanto preghiamo. Sì, ma intanto vengono sgozzati letteralmente e affogano nel loro stesso sangue. Questo è il procedimento halal. E noi poi li facciamo mangiare ai bambini, chiaramente questi animali, senza spiegargli di cosa si tratta. Io qualche dubbio ce l'ho. Che ne pensate voi? Inseriamo i cibi halal in tutte le scuole, così facciamo contenti i musulmani e nessuno più rompe le palle? 340 6709 659. Intanto mancano 5 minuti alle 10, poi apriamo anche le linee. Dopo le 10 potete chiamarmi allo 0292947222. C'è il nuovo orario estivo e quindi rassegna stampa dalle 8:30 alle 10:30. Dopo di me arriverà Antonino Danna con la sua capitaneria, e poi via via gli altri speaker, gli altri giornalisti. Su Repubblica abbiamo già visto il titolo principale sui dazi: accordo USA-UE al 15%, a Gaza via gli aiuti ma si muore ancora. A me che interessa è la pagina 16, solo mezza pagina, metà su Zaia e metà sui 5 Stelle e Ricci. Cosa si dice su Zaia? Pagina 16 di Repubblica. La lista di Zaia si mobilita, ma c'è il veto di Fratelli d'Italia e Tajani. Lo sapevo io. Il braccio di ferro del Doge con la Lega. Venerdì sarà la festa del partito a Milano Marittima. L'ipotesi dell'ingresso al governo. E questo però il giornale non lo diceva. Concetto vecchio, siamo su Repubblica. Concetto vecchio nel senso che è quello che scrive l'articolo. Perché dobbiamo buttare via una lista data al 40%? Non si dà pace. Michele Favaro, segretario organizzativo della Lega Treviso, lo sanno tutti che Luca potrebbe attirare i voti di quelli di sinistra. Ragiona Marzio Favaro, il filosofo della Lega, già sindaco di Montebelluno, oggi consigliere regionale. Luca è Zaia, il Doge del Veneto, e queste sono due delle tante voci della sua vasta torcida che premia affinché venga presentata una lista personale, la lista Zaia alle elezioni di novembre. Vi riuscirà? È l'unica cosa su cui scommettere. Il resto, leggi la vittoria del centrodestra, è ritenuta scontata. Ok? Aspetta che sto proseguendo velocemente. FF si scriveva così su registratori. Zaia venerdì atteso
alla festa della Lega di Milano Marittima. A proposito di appuntamenti da non scordare, ok, bene, ok, Salvini, Stefani, 31 anni, grande promessa leghista, certamente, e se invece toccasse a Salvini decidere, Alberto Stefani, che ben conosciamo, è molto molto in gamba, molto simile come cultura istituzionale a Luca Zaia. Entro 2 settimane si decide, dicono dal federale, sarebbe già tardi, fa notare Favaro, che è vice sindaco di Ponzano Veneto. Non mi importa chi sarà il candidato, l'importante è che ci sia la lista Zaia. Per Luca premono tra i tanti l'attuale capogruppo regionale Villanova, fatto sta insomma che c'era un titolo che riguardava appunto l'ipotesi dell'ingresso al governo, ma poi nell'articolo firulì firulà non se ne parla. Giro pagina e a pagina 17 ce n'è anche per il PD. I dubbi del Movimento 5 Stelle su Ricci, stiamo parlando delle elezioni nelle Marche. Schlein in pressing, giovedì sarà nelle Marche. I 5 Stelle aspettano l'interrogatorio dell'ex sindaco dai PM mercoledì, la segretaria alleanze inclusive in tutte le regioni. Che succede? Succede, qualcuno dice la chiamano attesa operosa, per le Marche mi piace, attesa operosa, mi ricorda molto tachipirina e vigile attesa, e sono bravissimi quelli del PD a inventarsi queste cose che fanno incazzare moltissimo certi italiani. Ultimo giro di valzer sul quotidiano Repubblica, c'è richiamo in prima pagina, si parla di separazione delle carriere con le mappe di Ilvo Diamanti che portano una sfiga politica della miseria, quindi chiaramente leggetele solo se siete forti. Separazione delle carriere, aumenta il dissenso nel paese spaccato a metà. Ilvo Diamanti sa dire solo questo: il paese spaccato a metà su qualunque cosa. Il consenso verso la riforma della magistratura riflette le differenze espresse dai partiti in Parlamento e quindi il paese è spaccato a metà. Santa polenta, sì, mi fermo, certamente c'è il momento musicale, è in arrivo da Terlizzi in provincia di Bari, tra pochissimo Flora Pantone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Solo spritz e falo, qui si sta bene, gente che brilla, notte che viene, passa da qui e senti l'atmosfera, voci che salgono, notti leggere. Muovi i tuoi passi al ritmo del sole, caldo il tuo sguardo, pure emozione. 1, 2, 2, 3, giriamo la piazza, spritz nella mano, tutto si abbraccia. Falo, il fuoco di noi, e spritz in alto, bruciamo e poi falo, grida nel vento, resta qui, vivi il momento. Vivi il momento. Some beach, some sea, I love you baby. Facciamo il bis, another kiss. Gocce di stelle a fior di pelle, tutto in un sorso, questa è la vita. Cuori in vacanza, luce che danza, voci che urlano, salta di più, spegni la testa, qui ci sei tu. Falo, il fuoco di noi, e spritz in alto, bruciamo e poi falo, grida nel vento, resta qui, vivi il momento.
Dai, un ritmo simpatico per quest'estate che dedichiamo a tutti coloro che ci seguono dalle vacanze, ma anche a quelli che a casa sono, a casa restano. La situazione non è ancora cambiata, nelle grandi città vedo ancora traffico. Penso che sia questione ancora di questa settimana, poi dai, sarà vacanza vera anche per voi che avete scelto bene di lavorare nel mese di agosto. Falò! Si intitola così l'ultima canzone di Flora Pantone da Terlizzi in provincia di Bari, dallo Zecchino d'Oro quando aveva 9 anni agli studi di tecnica vocale nell'adolescenza, la laurea in economia e commercio, master in risorse umane, la spensieratezza dell'estate è proprio ballare e cantare intorno ad un falò, scacciando tutte le cose negative. Non ditemi che non l'avete mai fatto, dai. Brava Flora Pantone con falò ci ha portato a 3 minuti dopo le 10 del mattino. Buongiorno rinnovato da Sammy Varin, nuovo orario estivo, certamente fratelli e sorelle padani e non. Potete chiamarmi adesso, certo, perché la rassegna stampa da questa settimana fa dalle 8:30 alle 10:30 e poi ancora, dopo di me, arriva l'Antonino Danna alle 10:30 con la sua capitaneria di porto fino alle 12:30. Quindi apriamo le linee allo 0292947222, ma anche ai WhatsApp 3406709659 per chi vuole commentare le notizie del giorno, mentre io mi tuffo sul quotidiano La Stampa che a proposito dei dazi dice: Meloni, bene ci sia l'intesa, ora vediamo i dettagli, ma servono indennizi UE, ok? Forse è il caso che l'Unione Europea rinunci a determinati dazi interni, che togliamo un po' di burocrazia. Maurizio Leo, siamo a pagina 5 del quotidiano La Stampa, pronti a sostenere il sistema, possibile il deficit sotto il 3%, il ministro dell'economia non esclude l'uscita dalla procedura UE in anticipo. Giro ancora pagina, siamo però a pagina 22 del quotidiano La Stampa e questo si riferisce al richiamo fotografico in prima pagina. La modella artificiale, eccola qua, è troppo bella, sembra proprio finta. Una pubblicità su Vogue apre il dibattito sull'unicità della bellezza. I creatori commentano: campagne più inclusive creano meno interesse sui social. Fatto sta che a me piasminga. Ma l'altra storia parallela è quella di Asia Cogliandro. Nel volley le giocatrici sono solo ingranaggi. Sono rimasta incinta e mi hanno buttata fuori. La storia della pallavolista del Perugia, violenza psicologica, mi hanno fatto detestare lo sport che amavo. 0292947222. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Buongiorno signor Semmilisetta. Buongiorno. Due cose. Allora, perché limitare i mandati di Zaia, signor Semmi? Io non riesco proprio a capire perché si vogliono limitare i mandati del governatore del Veneto Luca Zaia quando ha dimostrato una competenza straordinaria apprezzata da tanti lettori, e non credo che ciò potrà favorire, dico io, il risultato elettorale dell'Unione di Destra, cambiando candidato. Una incognita, signor Semmi. Quindi a chi giova? Un bel punto di domanda. Seconda cosa, e poi termino. Roma rimuove i manifesti della Lega. Allora, signor Semmi, aveva ragione il nostro Bossi, la Lega è solo per il Nord. Mi dispiace ragazzi, ma questa è la mia opinione e me ne vanto. Un saluto da Lisetta. Grazie cara, io sono del parere che venite qua in Bellerio, ognuno si prenda il suo manifesto e se lo attacca nel suo paese. 0292947222, chi vuole entrare in diretta mi chiami. Intanto sul quotidiano La Verità, ecco i rapporti dei 5 Stelle di Pesaro con il sistema dell'ex sindaco Ricci. L'avversaria dell'esponente Demme nel 2019 è entrata nella giunta cittadina nel 2020 e i suoi fedelissimi hanno avuto incarichi.
paginone sull'argomento oggi sul quotidiano La Verità, mentre a pagina 3 si parla dei furbetti di Milano in gara alle Olimpiadi. Già, le chat degli indagati per Palazzopoli svelano le pressioni dell'ex assessore Tancredi sull'allora capo della commissione che valuta i progetti, al fine di far realizzare le opere strategiche per i Giochi Olimpici, il villaggio, l'arena e un edificio multifunzionale. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, cara la signora Lisetta, semplicemente per un gioco di potere. Quindi Alleanza Nazionale, perdonami, è un refuso del passato, Fratelli d'Italia il 30%, 29, 28 quelli che sono, e quindi sta cercando di prendersi il grosso della torta. Forza Italia sappiamo com'è, e quindi noi sappiamo che la Lega è sempre come il cane in chiesa. Ma volevo un attimo tornare al discorso dei manifesti della Lega bloccati a Roma, eccetera. Signori, il PD è bravissimo quando all'opposizione parla e strepita per la libertà di pensiero e la democrazia, ma è altrettanto bravo, una volta giunto al potere, a censurare tutto. Del resto sono sempre quelli del politicamente corretto. E il politicamente corretto che cos'è? Soltanto una censura per tutto ciò che non piace al PD quando è al potere. Ciao Sammy, grazie. Per entrare in diretta chiamate 02 92 94 7222. Anche voi ascoltatori vacanzieri che per la prima volta avete sentito questo segnale, quello di Radio Libertà, provate l'emozione, nessuno vi chiede né chi siete, cosa volete, il numero di telefono, no, è un numero automatico, 02 92 94 7222, sentite una musichetta e il regista che vi dice aspetta in linea. Sala schiacciato dalle lobby. Io lo avvisai, studia le carte. Non ci crederete, ma c'è ancora intervistato sui quotidiani oggi Gabriele Albertini con la I finale, pagina 5 del quotidiano La Verità. Il predecessore del primo cittadino di Milano ha forzato la mano temendo che i suoi piani non venissero votati. La città non può fermarsi, ma neanche la giustizia. Albertini ancora intervistato, io chiaramente mi chiedo se ha mai un significato questo continuare a intervistare Albertini, mica sempre sulla Verità, è un giorno qua, un giorno là, Albertini dappertutto, ma c'è anche Lucio Malan, nelle interviste del lunedì a pagina 11, Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, dice eviteremo l'anarchia sul fine vita, non si può procedere a colpi di sentenze e leggi regionali, ma porremo limiti precisi. In molti paesi, dopo le prime aperture sul tema, si è arrivati a sopprimere minori colpiti da depressione. Lì siamo ridotti a questo. Conte alla fine darà il suo appoggio a Ricci. La filosofia dei 5 Stelle è questa: non si possono sostenere indagati a meno che non faccia comodo. Politicamente a tutto tondo, quest'oggi, pagina 11 della Verità, l'intervista a Lucio Malan. C'è solo un riquadretto, ma se andate sui social della Lega ci sono i filmati, adesso ve ne faccio vedere uno. Maranza bestemmiano in chiesa, Salvini vergogna. Allora, ve lo faccio vedere tra poco, perché questo è potentissimo. Maranza e giovani stranieri che entrano in chiesa bestemmiando e compiono pericolose e fastidiose evoluzioni in bicicletta sul sagrato. Accade a Legnago, in provincia di Verona, dove il parroco locale denuncia il ripetersi di bravate di questo genere. Un fatto che ha suscitato l'ira di Matteo Salvini, che condividendo sui social un servizio del TG locale commenta: altro che nuova moda, questo è un comportamento inaccettabile, un'offesa gratuita, una mancanza di rispetto vergognosa verso una fede, dei valori e tutti i credenti. Solidarietà al sindaco, al parroco e a tutta la comunità di fedeli di Legnago. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy, sono Lucia di Pogliano. Ciao Lucia. Allora, volevo rispondere alla signora Lisetta. Allora, a chi giova? Giova questa cosa qua, no? Giova ai burocrati, a tutti i magnoni che ci mangiano addosso,
quelli che hanno messo lì la Meloni, no? Perché infatti cos'è che fa la Meloni? Non è che va molto contro il sistema, contro la von der Leyen, quando lei aveva detto via da questa Europa, blocco navale, autonomia, e sono 3 anni, sono qua ancora a aspettare queste cose. Ecco, giova a questi qua. Però vi ricordo che appunto Salvini l'hanno distrutto, hanno portato avanti la Meloni proprio per questo. Salvini l'hanno distrutto. I veneti che adesso si lamentano perché vogliono, certo che vogliono Zaia, certo, anch'io non darei in mano il Veneto ai fratelli, ma però quando sono andati a votare, anche lì hanno votato tutti la Meloni, non hanno votato la Lega. Allora, cari ragazzi, bisogna votarla la Lega se volete che faccia le cose, perché se ha l'8% non può fare niente. Io ne ho fatto di banchetti, ma la gente non capisce un perché telegiornali, TV, giornali, tutti questi giornalai criminali che danno sempre addosso a Salvini e loro ci credono, loro vedono i grandi fratelli, i grandi bordelli, tutte quelle cose lì e credono che Salvini è rozzo, brutto e cattivo. Ecco, non so se ho ragione o no, io ce l'ho su perché la Meloni ci ha rubato i voti con queste cose, ma con questo non fa niente. Allora, adesso vengono fuori sui giornaloni lì la Meloni in prima pagina. Ah, vedi che è brava che la mettono in prima pagina. E certo, è brava per questi qua, per i francesi, i tedeschi, la von der Leyen, perché tanto paghiamo noi, dobbiamo pagare di più noi, mentre invece se venivano via da questa Europa, come diceva lei, finivamo di pagare tutto questo marciume. Grazie, Ciao, grazie cara, e hai messo il dito nella piaga. Aia la piaga, che male! E involontariamente hai sottolineato una cosa molto, molto potente, molto vera, l'importanza del voto. Primo, certamente andare a votare, perché se non vai a votare fai vincere gli altri, questo è poco ma sicuro, e quasi sempre non la pensano come te. Secondo, l'importanza di scegliere bene. Quando uno vota, veramente si lascia influenzare dalle mode, e lo sai che la politica è quella, è una girandola, è una giostra che gira. Adesso si premia la Meloni perché poi giustamente in gamba la prima donna al governo, in Europa la amano, oddio, mica poi nel mondo la amano, però nessuno ha pensato, votando Fratelli d'Italia, che ci fosse dietro la Meloni. E non ci sono tanti meloncini dietro di lei, ci sono persone che a esperienza politica sono quasi pari a zero, che non sono capaci di portare avanti una situazione regionale o nazionale, non sono proprio capaci. A chi diamo in mano il Veneto? E questo è il problema. Certo, avete votato la Meloni in Veneto perché è la moda, allora sì, ma poi tanto siamo alleati, e proprio per quello siamo alleati, però la Regione Veneto la facciamo guidare a chi è capace, non la diamo in mano a uno che non sa da che parte cominciare, o no, con tutto rispetto chiaramente ai nostri fratelli di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, con cui andiamo d'accordissimo quotidianamente. Chiamate 0292947222. Pronto? Pronto, sono Giancarlo da Brescia. Ciao. Buongiorno Varin. Buona mattinata piovosa qui, più che estate mi sembra autunno inoltrato, primavera. Vero, ma è il cambiamento climatico, sai, un po' di sole, un po' di pioggia, mi sembra normale, dai. È iniziata da un po' di decenni una nuova era ecologica, ce lo insegnano ancora le ragazzine a scuola, all'asilo, che ci sono le varie ere geologiche, che sono tutte distruttive. Va bene, senta, ma Fratelli d'Italia, Forza Italia per me sono dei comunisti travestiti, non passa niente con loro, sono italiani, non è che si chiamano così, ma volevo dire, ma lì quello che succede lì con la TAV, con quei delinquenti che probabilmente sono i sessantottini, post-sessantottini di sinistra, che sbandierano là di tutto, arcobaleno, bandiere palestinesi, filoterroristi islamici, possibile che possano fare tutto quello che vogliono, mi sembra un governo molliccio questo, non so, io sarei andato là con qualche pompa d'acqua là, a slavazzarli un po', dargli un po', rinfrescarli un po',
Buongiorno Varini. Grazie caro, zitti, speriamo bene che in queste ore c'è lì Matteo Salvini con Molinari, capogruppo della Lega. 10:17 comunisti travestiti, ho preso appunti, quindi Forza Italia e Fratelli d'Italia sono comunisti travestiti, chiaramente signori, ditemi se siete d'accordo, 340 6709 659 oppure in diretta subito al volo immediatamente chiamando 0292 94 7222. Pronto? Sì, pronto? Ciao. Ciao, sono Gino, ti telefono da Ostia. Io sono il suddito del sindaco di Roma, il sindaco comunistone, il quale, nonostante ho fatto già 2 esposti alla procura, sono già 2 anni, si è permesso di far togliere dei cassonetti di rifiuti all'angolo della strada dove abito. Praticamente noi giovani, ottantenni, dobbiamo farci 500 metri per poter andare a gettare questi rifiuti. Questo nonostante che ho fatto 2 esposti alla procura, nessuno interviene. Ora ne parte un terzo. Dopodiché il suddito del sindaco Gualtieri, comunistone, sarà costretto dopo il terzo a fare causa. Bravo e complimenti, non molliamo, così come non molliamo sui manifesti, signori, e chiaramente se a Roma non ce li fanno affiggere quelli per pubblicizzare il decreto sicurezza, li mettiamo negli altri comuni dove governa la Lega, e se le società di affissione si fanno appello a questa, li attacchiamo noi direttamente, veniteli a prendere via Bellerio. 0292947222, scherzo, ma mica poi tanto. Sammy, lo sai meglio di tutti, il Veneto è il nostro baluardo. Sarebbe assurdo lasciare spazio a fratellastri e forsisti che ci accoltellano appena possono, vedi Iuscole e pedaggi. Con lista Zaia e Lega Zaia possiamo correre da soli. Che tentazione, ragazzi. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao. Sì, ciao, sono Marco da Milano. Là. Mi sembra brutto però sentire definire il Veneto il baluardo, perché sembra l'ultimo baluardo, no? Che non si capisce bene se sarà destinato a resistere o a andare avanti. Speriamo in bene, comunque. Ok, invece volevo, come si dice, riprendere un attimo la questione appunto dell'imam francese, no? Che forse il minimo dotato di intelligenza, magari, che ci avvisa per tempo, no, di quello che hanno intenzione di fare, no, e quant'altro. Però c'è una cosa, no, che mi colpisce, no? Tu hai letto, praticamente era il Tempo, no? Era sul Tempo tutta questa serie di articoli, giusto? Sì. No? E avevo la sensazione, mentre ti ascoltavo, no? Cioè io posso valutare queste notizie che sono molto veritiere, perché vivendo a Milano, cioè, certe cose non puoi non vederle, cioè è solo Sala che non vede quello che ha le percezioni, no? Come si suol dire. E praticamente mi stavo chiedendo, no? Cioè che incidenza possono avere delle notizie così enfatizzate, no? Su chi magari fortuna sua magari vive in un contesto un pochino più tranquillo, no? Però, cioè, a me la sensazione di allarme che suscitano questi articoli mi danno l'idea che bisognerebbe fare proprio non si può dire, una repulisti radicale, cioè nel senso di non guardare in faccia a nessuno e rimpatriare il più possibile. Eccolo lì, rimpatriare, bravo, è un verbo che diciamo poco spesso, dobbiamo imparare a nominarlo di più, ok? C'è ancora una chiamata, pronto? Eccomi qua, rimpatriata. Uè! Ciao, Raffa. Lega Storia Italia Federale.
perché ha cambiato nome? Esagerata. Grazie cara, un abbraccione alla Raffaella da Sondrio, che amiamo sempre, come a Cerbis, la amiamo. Grande Raffaella, ti vogliamo bene. C'è l'ultima chiamata perché poi c'ho ancora un pezzettino di Libero, ragazzi, anzi ve lo leggo subito, non posso farne a meno, ragazzi, all'interno di Libero, l'avevo citato prima, a parte che c'è Sumaoro e la sua dura estate in palestra, ragazzi. Sumaoro suda e rilancia l'allarme razzismo, ma è un articolo serio di Alessandro Gonzato oggi sul Libero. Abubakar, sparito dai radar in Parlamento, si riaffaccia sui social e torna a frignare. Oh, ragazzi, è tornato Sumaoro, si sta facendo bello, ma soprattutto a pagina 9, ragazzi, questo è importante, ve l'accennavo prima, carne halal nelle mense, la sinistra si sottomette, polemiche nelle scuole di Bologna, il PD lancia il menù musulmano, il cibo è certificato dal centro islamico, Cisint della Lega, sono animali sgozzati, barbarie, Cavedagna di Fratelli d'Italia e gli ebrei, punto di domanda, perché ricordiamolo anche loro hanno un qualcosa di simile come tradizione. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, mi senti? Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao, chiamo da Trieste. Allora, fa specie che dicono che i musulmani e i cristiani non convivono assieme. Però, dopo che gli israeliani, i sionisti, hanno bombardato una chiesa cristiana a Gaza, si è saputo che i cristiani e i musulmani convivono comunque, perché fino a prima nessuno sapeva che le chiese cristiane potevano essere frequentate, perché se no a un certo punto i sionisti non bombardavano. Poi parlavano anche degli aiuti, che i sionisti non bloccavano gli aiuti, adesso addirittura li paracadutano, no? Quindi era logico che erano i sionisti. Purtroppo la Lega è diventata troppo filosionista e supporta il genocidio, e questo secondo me non va assolutamente bene, la gente non apprezza questa linea. Vabbè, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sempre grazie ai nostri ascoltatori che esprimono chiaramente il loro parere, che può essere d'accordo, può essere un dissenso. Certamente io non sto con i terroristi di Hamas, questo è poco ma sicuro. Pagina 9 di Libero, ragazzi, oggi non comprate Libero, per favore, che veramente ci sto male, però 10 righe dell'articolo di Massimo Sambito sulla carne halal nelle mense, dovete saperlo, perché succederà anche nella vostra città. L'inchino all'Islam, direttamente in sala mensa, l'ennesimo tappeto rosso srotolato a scuola dopo le lezioni sospese per Ramadan, le canzoncine di Natale vietate, le merendine bandite all'intervallo durante il mese di digiuno, i corsi per insegnare alle ragazze come indossare l'hijab ai piedi di chi vuole imporsi anche in cucina. Un'altra corsia preferenziale a senso unico, e così la sottomissione è servita a tavola. Nella rossissima Bologna ha fatto capolino una comunicazione firmata dalla direttrice del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, in cui si annuncia che dal prossimo anno scolastico nei refettori dell'istituto ci sarà anche il menù apposito per studenti musulmani. Si tratta di dieta culturale religiosa. Ma non è forse il cibo uno straordinario veicolo di integrazione? Varrà solo per il kebab? Mi fermo, guarda, no, ci sto male, non riesco a proseguirlo questo articolo, lo dovete proseguire voi a pagina 9 del quotidiano Libero. Certamente è a vostro rischio e pericolo, perché c'è veramente da starci male. WhatsApp, io avrei messo la faccia della Salis per gli occupanti delle case, mi sembrava l'immagine perfetta e nessuno poteva dire il contrario. Beppe, guarda che quelli querelano, capito? Querelano. Ciao Sammy, fammi capire, se protesto contro una tessera fascista seduto per terra al porto di Trieste, adesso dopo l'idranti ci sarà l'arresto? Ben fatto, complimenti da Dario, è facile
fatemi ridere. Ma se in Italia gli animalisti si sono battuti per anni fino a che è stata fatta la legge che vietava giustamente l'uccisione degli animali tramite sgozzamento, ora permettiamo questa barbarie perché è una tradizione musulmana, questa è sottomissione. Luigi, chissà se sono ancora vivi gli animalisti in quel di Bologna. La signora che ha telefonato qualche minuto fa crede ancora che Salvini con il 30 o 40% possa fare tutto quello che vuole. Balle! È Bruxelles, il Presidente della Repubblica, che decidono. E poi, se non vi piace la Meloni, fate cadere il governo e andate all'opposizione. Invece dell'8 arriveremo al 2%. Alegher. No, Sammy, gli elettori non si fanno influenzare dalle mode, ma dalle tante promesse mancate, dalle giravolte, dal tutto e contrario di tutto, detto per anni senza portare a nulla, se non abbandonare il territorio per andare al sud. Caro Luca, ma tu sei secessionista. La verità è che la Meloni, anche lei, ha promesso e non è riuscita a dare molto, almeno delle tante cose promesse in campagna elettorale. Sì, sto per andarmene, ma fatemi leggere 2 appuntamenti da non scordare, ragazzi miei. Guarda questa è bella, 20 settembre, ore 17:30, Pratone di Pontida. Arrivano i giovani, controcorrente, in direzione ostinata e contraria, Pontida Giovani 2025. Il 21 settembre, grande raduno nazionale, ci sarò anche io allo stand di Radio Libertà, a Pontida in provincia di Bergamo. Il giorno prima, il sabato, ore 17:30, sul Pratone, arrivano i giovani della Lega. Tutto esaurito quest'oggi? No, non è quello di quest'oggi, questo è quello di mercoledì alle 10. Norme in materia di riordino e rilancio del sistema termale su iniziativa del vicepresidente del Senato della Repubblica Centinaio presso la Sala Caduti di Nassiria, Piazza Madama, con Centinaio, la senatrice Nana Murelli, Manfredi Potenti, Bergesio. Appuntamento sicuramente trasmesso anche in streaming. Poi ancora quello di oggi, dicevo, tutto esaurito, Milano Futura, costruiamo insieme Milano alle 18, un convegno con Matteo Salvini, la società civile, le categorie produttive milanesi. Seguitelo in streaming perché appunto non ci sono più biglietti. E poi basta, me ne vado, ragazzi miei, dai, fatemi prendere un po' fiato. Tra pochissimo arriva Antonino Danna e poi via via la programmazione estiva di Radio Libertà. Avete ascoltato la rassegna stampa.